Terribile caso della neonata trovata morta tra i rifiuti a Musile di Piave. Il cerchio delle indagini si stringe attorno a 3 province: Venezia, Udine o Bologna. Da qui sarebbe arrivato il sacchetto che conteneva il corpicino. 50enne accoltellata a morte nel suo appartamento a Rovigo. Il figlio di 20 anni dalla polizia. La donna era malata terminale di cancro da tempo. Il maltempo delle ultime ore ha colpito in Veneto soprattutto la Marca. Chiesto dalla regione lo stato di crisi, acqua alta Venezia, Jesolo, la mareggiata si mangia il litorale. Tangentopoli delle Terme, torna in carcere Luca Claudio, l'ex sindaco di Abano, accompagnato nuovamente dietro le sbarre per un residuo di pena. Confermato lo sciopero dei medici di base per mercoledì e giovedì, il Comitato dei diritti del malato attacca, scaricano i problemi sugli utenti, sarà un disagio, stipendi dei camici bianchi da 4 a 10.000 euro al mese. È di 4 miliardi la richiesta di risarcimento che i risparmiatori truffati di Veneto Banco e Popolare di Vicenza rivolgono allo Stato. Al loro fianco si schiera il presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Botte, insulti razzisti a un calciatore 14enne nigeriano che viene anche espulso dall'arbitro. L'allenatore lo difende ma viene deriso perché è napoletano. A 28 anni viene da Feltre, nella vita fa l'operaio alla Luxottica, ma è un appassionato cultore dei dolci. Così Andrea Ciccolella è stato incoronato ieri campione mondiale di tiramisù a Treviso. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il nostro telegiornale, il telegiornale del Veneto. Cominciamo subito, come avete sentito, dal dramma di Musile di Piave, la tragica scoperta di una neonata di pochi giorni trovata morta tra i rifiuti. Ora l'indagine che si stringe attorno a 3 province, principalmente Venezia, Udine e avete sentito anche Bologna, questo per quanto riguarda ovviamente l'arrivo possibile di quei rifiuti nei quali è stata trovata la piccola. Città metropolitana di Venezia, Bologna oppure Udine. Arriva da una di queste 3 zone il sacchetto dell'orrore, quello che conteneva il corpicino del neonato ritrovato sabato scorso in questo stabilimento per il trattamento dei rifiuti a Musile di Piave. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per soppressione di cadavere e le indagini dei carabinieri, coordinate dal PM Elisabetta Spigarelli, si stanno orientando sull'analisi scrupolosa di tutti i documenti di trasporto dei camion che hanno scaricato il proprio carico nella giornata di venerdì. Ci stiamo prodigando a cercare di far avere tutte le bolle di consegna in modo da cercare di capire ed individuare la zona da dove potrebbe essere avvenuto il fatto. Documenti che avrebbero già reso possibile per gli inquirenti il restringimento delle possibili aree di provenienza: veneziano, provincia di Bologna o provincia di Udine. Il sacchetto era stato conferito in una campana per la raccolta differenziata del vetro. Al loro arrivo poi i camion scaricano i rifiuti all'interno di appositi cassoni in metallo. Una volta pieni, alcuni di essi vengono trattati automaticamente, altri invece vengono setacciati manualmente. Ed è proprio questa circostanza che ha portato un operaio della ditta a fare la tragica scoperta, ritrovandosi tra le mani il corpicino di quella che, dai primi rilievi, è risultata essere una bimba nata da 5 o 6 giorni. A stabilirlo con certezza sarà l'autopsia fissata per questa settimana. Operaio incredulo è ancora sconvolto, così come tutta la squadra al lavoro con lui sabato pomeriggio, al punto che la ditta, la Ecopatè SRL, sta predisponendo per loro un adeguato supporto psicologico. Abbiamo anche in programma di fare qualche incontro con lo psicologo, soprattutto con la squadra che purtroppo ha subito questa cosa qua. Oltre a questo la estenderemo a tutto il gruppo perché è una cosa importante. Io personalmente ne sono rimasto molto colpito. Sul fronte delle indagini, per risalire l'autore di un gesto così spregevole, il sindaco di Musile, Silvia Susanna, ribadisce la richiesta avanzata anche dalle forze dell'ordine. Chi avesse notato qualcosa di strano parli. Se qualcuno ha visto qualcosa o ha notato magari una donna prima incinta e poi non più incinta o che magari fosse a conoscenza di particolari situazioni, che lo faccia presente alle forze dell'ordine. Un gesto assurdo, terribile, avete sentito, una comunità sotto shock, anche perché esistono modi e luoghi per partorire nell'anonimato. Guardi, non ho più parole decisamente, perché guardi, siamo arrivati a livelli Io ho adottato un figlio in Guatemala e posso capire che là il problema c'era, la povertà, tutto, ma adesso con tutte le istituzioni ci aiutano, ci danno una mano.
È un vento freddo, quello che oggi sferza le strade di Musile. Gelido come il brivido che percorre la schiena la notizia di una piccola creatura nata e spentasi nel giro di pochi giorni, abbandonata tra i rifiuti come un oggetto qualsiasi. In paese la gente è incredula ed è unanime la condanna verso un simile gesto. È una roba vergognosa, guarda. E quei mamme povere che desidera tanto un figlio noi hai. È la cosa più putrida che un uomo o una donna, in quel caso, ma comunque supportata da un uomo, può fare per andare contro natura. Credo che non sia in qualsiasi modo giustificabile. Penso che sia stato un atto non considerato, dipendente sicuramente non da una mamma, perché se una mamma fa una cosa del genere siamo messi proprio male. Ancora non si sa la provenienza della neonata, né le ragioni che hanno spinto a un tale disumano epilogo. Quello che è certo è che né disperazione estrema, né tantomeno uno spietato calcolo possono giustificarlo. Lo ha ribadito anche il direttore generale dell'US4 Carlo Bramezza, ricordando che la legge tutela la donna, anche riconoscendo la possibilità di partorire in anonimato presso le strutture ospedaliere di tutto il territorio italiano. Ci sono, le istituzioni ci sono, usiamole, non abbiamo uno Stato proprio così allo sbando. Direi che l'aiuto è la cosa fondamentale, chiedere aiuto, e questo purtroppo la gente non fa più, credo, ecco. E poi l'orrore a Rovigo, dove un ragazzo ha ucciso la propria madre. Coltellata a morte nell'appartamento in pieno centro a Rovigo, dove viveva con il marito ed il figlio, vittima dell'efferato omicidio Tatiana Alapciug, 49 anni, romena, che lavorava in città come colf. Per l'omicidio la polizia ha arrestato il figlio della donna, Stefana Alapciug, 22 anni, ora rinchiuso nella casa circondariale di Rovigo. A dare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato il marito della donna, svegliato dai rumori provenienti dall'altra stanza. Alla vista del corpo martoriato della moglie, l'uomo ha allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Immediatamente nell'appartamento di via Pascoli è stata chiamata anche la polizia. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio 22enne della signora e qualche ora dopo il ragazzo è stato arrestato. A far chiarezza sulle ragioni dell'omicidio saranno ora le indagini coordinate dal sostituto procuratore Fabrizio Suriano. La donna era malata terminale di cancro, non si sa se al momento proprio la malattia della signora sia collegata al movente del delitto. Diluvio, vento, pioggia dunque, e poi il vento forte e soprattutto la neve in montagna, le mareggiate al mare. Questo è successo nelle ultime ore. Danni parecchi, perché l'abitazione di là è tutta allagata, c'ha 25 cm tutto in casa. Vento forte e pioggia battente da ieri sera fino alla mattinata. Ampiamente prevista, l'ondata di maltempo che ha interessato il Veneto ha provocato danni soprattutto nella Marca. La Regione dichiarerà nelle prossime ore lo stato di crisi e verrà chiesta al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza. A comunicarlo il governatore Zaia dopo il nubifragio che ha interessato soprattutto la sinistra Piave, da Codognè a San Fior, da Conegliano a San Vendemiano fino a Fontanelle, dove all'alba il Crevada ed il Rasego hanno allagato i campi e parte dell'abitato. Questa mattina alle 7 l'acqua non era ancora, era a metà giardino, e poi verso le 8 è cresciuta e ci ha allagato la cantina, ci ha allagato la casa di là. Questa volta però i vigili del fuoco sono arrivati anche in forze. Tutto è sotto acqua, conici, tutti che abbiamo cipolle, patate, tutto è sotto acqua. Adesso i danni ci sono tanti, perché intanto la macchina e poi sì, la stampante, il computer, le TV sotto le scale che sono sotto l'acqua. Danni ingenti per le abitazioni coinvolte, ma sarebbe potuta andare ancora peggio se non fosse entrata in funzione la nuova idrovora. Abbiamo avuto soddisfazione con l'idrovora della sinistra Piave, che hanno già fatto operativa l'anno scorso, che questa qua ci ha veramente aiutato. Complessivamente sono stati una novantina gli interventi dei vigili del fuoco impegnati dalla scorsa notte nelle operazioni di prosciugamento di scantinati e sottopassi finiti sott'acqua, ma non è ancora finita. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica sino alle 8 di mercoledì mattina. Le precipitazioni sono previste più intense sulle zone montane, dove per l'abbassamento delle temperature è prevista neve sulle prealpi a partire dai 1100 metri, in abbassamento a 900 sulle Dolomiti.
La punta massima di marea unita al vento di scirocco è stata una combinazione devastante per il litorale iesolano. Il mare si è mangiato quasi 50.000 metri cubi di sabbia. Ci ritroviamo nelle stesse condizioni di ogni inverno, in particolare a novembre, con i danni delle mareggiate. È stata l'amara constatazione del presidente di Federconsorzi Cattai. In particolare continua nella zona della Pineta. Gli imprenditori sono preoccupati per la prossima stagione balneare e i lavori che erano stati annunciati non sembrano avere ancora una data certa di inizio. Ma il maltempo non ha colpito solo Jesolo. A Venezia la marea ha toccato una punta massima di 127 centimetri, uno in più rispetto alla segnalazione iniziale. Erano anni che non si verificava un fenomeno di questa intensità. L'ultima volta che si sono registrati valori superiori ai 125 centimetri è stato infatti il 12 febbraio 2013, giorno in cui la marea aveva raggiunto i 143. Il fenomeno è stato causato da una forte perturbazione che ha generato una saccatura sul Golfo di Genova, all'origine dei venti di scirocco che hanno interessato l'Adriatico. Le previsioni avevano ipotizzato l'intensificarsi della forza del vento che avrebbe dovuto bruscamente interrompersi al passaggio della perturbazione. Ciò non è avvenuto e il vento ha continuato a soffiare a circa 60 km l'ora oltre il limite orario previsto. Questo ha causato non pochi disagi in città e qualche danno. Una gondola è addirittura affondata al passaggio della violenta perturbazione. Ed è morto a 34 anni Denis Andre Da Sole, ex calciatore dello Jesolo, colpito da un fulmine mentre faceva surf sulle spiagge dell'isola di Bali. Nato a Liegi in Belgio nel 1983, Da Sole era cresciuto nella squadra della città prima di essere ingaggiato dal Perugia, arrivare così in Italia. Nel 2005-2006 21 presenze poi con il Foggia, quindi l'esperienza jesolana. Ormai si era ritirato dal calcio professionistico, viveva in Australia dove lavorava. Ci siamo sentiti 3 giorni fa, era felice, scrive su Facebook l'ex compagno di squadra David Munard, l'hanno vissuto insieme a te e al Foggia, non lo dimenticherò mai, così l'ex compagno di squadra. Confermato lo sciopero dei medici di base per mercoledì e giovedì prossimi, un'agitazione che ricadrà sull'assistenza ai cittadini promossa da professionisti pagati quanto un primario del Cafoncello di Treviso, per essere chiari. Rivendicano delle loro ragioni. Dal punto di vista dei pazienti e del cittadino è ovvio che noi proteggiamo la cittadinanza e ci rendiamo conto che è un disagio per le persone più fragili. Cittadini e pazienti messi in difficoltà da chi prende di minima quanto un primario del Cafoncello. Ecco perché i cittadini protestano per lo sciopero indetto dai medici di base per mercoledì e giovedì prossimi. A fronte di rivendicazioni più che negoziabili, sottolineano i rappresentanti dei cittadini pazienti, i 489 medici di famiglia hanno preferito incrociare le braccia pur sapendo che a pagare per lo sciopero sono i loro stessi assistiti. Non possiamo dare esclusivamente ragione ai medici, siamo dalla parte di chi ha problemi e allora trovare una via di mezzo, credo che mettendoci attorno ad un tavolo e vedere un attimo con chi di dovere forse si poteva venire anche a una scelta diversa. Un medico di base prende l'ordi dagli 80.000 ai 180.000 euro l'anno a seconda del numero di cittadini seguiti, che vanno da un minimo di 500 ad un massimo di 1.500. Retribuzione che, sottratta la parte di tasse ritenute, fa uno stipendio al mese che va dai 4.000 euro netti in su, fino ad arrivare anche ad oltre 10.000 euro al mese. Decisamente un bello stipendio, considerando che i vertici dell'US2 superano di poco i 5.000 euro al mese, con responsabilità e carichi di lavoro ben diversi. Infatti l'orario di lavoro dei medici di base è dalle 8 alle 20, sabato e domenica esclusi. In questi giorni e le sere, oltre che alle notti, l'assistenza passa al pronto soccorso, quindi ai medici assunti dall'US2. A questo punto, e viste le retribuzioni in rapporto alle prestazioni, c'è da chiedersi: secondo lei è tanto peregrina l'idea che i medici di base possano rientrare all'interno della, diciamo così, dell'organizzazione dell'USL, o è giusto che rimangano così? No, secondo me sarebbe una buona cosa. Ora la Tangentopoli delle Terme, torna in carcere l'ex sindaco di Abano Luca Claudio. Si riaprono le porte del carcere per Luca Claudio, l'ex sindaco di Montegrotto per 2 mandati e poi di Abano, coinvolto nella Tangentopoli delle Terme, condannato nel dicembre scorso in primo grado al termine di un patteggiamento. A marzo era stato scarcerato e ora, a causa di nuovo calcolo dei giorni scontati in carcere e del residuo di pena, sarebbe stato accompagnato nuovamente in cella. In sostanza la condanna era stata ridotta in Cassazione a 3 anni e 11 mesi ed era stato rifatto il calcolo tra i mesi residui e i giorni di sconto della pena, che valgono come liberazione anticipata.
anticipata. Questo nuovo calcolo ha portato ad un totale ancora da scontare superiore di poco ai 3 anni, tempo che consentirà a Claudio di chiudere i conti con la giustizia, ma questo è un limite oltre il quale non si può più chiedere di essere affidati in prova ai servizi sociali o ad altre attività, ottenendo così una sospensione della pena in carcere. Pochi istanti di pausa, ci rivediamo tra poco. Regionale del Veneto, torniamo in diretta, dunque incontro, vertice questa mattina a Venezia per il futuro del nuovo ospedale. Il 27 novembre, dice Luca Zaia, si deciderà sul sito. Lunedì 27 novembre si chiuderà la partita del nuovo ospedale di Padova, questa è la data imposta dal governatore Zaia al termine del tavolo tecnico oggi a Palazzo Balbi con il sindaco, la provincia, l'università, l'azienda ospedaliera e l'Istituto Oncologico Veneto. Nel frattempo ho chiesto al dottor Flor dell'azienda ospedaliera di fare l'ennesimo punto della situazione ma che sia definitivo, quindi ho anche chiesto al tavolo di non fare più nessun'altra proposta perché il tavolo non ne accoglierà più. Attualmente sul tavolo ci sono, oltre all'ipotesi di Padova Est, quella del comune di Padova con la nuova proposta di edificazione sul sito attuale, poi c'è anche l'ulteriore novità con l'esplorazione dell'area dell'ex ospedale ai Colli. Penso che il sindaco oggi abbia potuto notare che dalla spiegazione, dalla presentazione del progresso, delle analisi tecniche che si sono fatte, si è lavorato sodo, si è lavorato con serietà e per cui le motivazioni per cui ci portano a dire nuovo fuori su nuova area sono supportate dai tecnici. Il sindaco di Padova invece rimane convinto del suo progetto di nuovo sul sito attuale. Come amministrazione di Padova sono convinto del nostro piano, che non è difficile, è molto difficile montarlo, sia in termini di tempi che in termini di costi. Se si vogliono fare 2 ospedali, evidentemente c'è la copertura economica, ma non mi è chiaro questo. Io dico l'ospedale di Padova resta a Padova e poi vediamo come va. Se verrà smontato dai tecnici, Giordani si dice pronto a fare un passo indietro, resta però il nodo della cessione gratuita delle aree di Padova Est, definito dal sindaco un danno erariale anche se Regione e Università hanno firmato. Padova non può perdere l'ospedale, questo il sindaco lo deve tenere in considerazione quando si siederà nuovamente intorno al tavolo istituzionale. Insulti razzisti a un ragazzino di 14 anni appena in un campo dell'Alta Padovana, poi succede di tutto. Per 2 volte è stato offeso dall'avversario a causa del colore della sua pelle, ricevendo perfino un pugno al basso ventre e quando ha accennato una reazione è stato anche espulso dall'arbitro. Vittima dell'episodio un 14enne di origini nigeriane, adottato sin da piccolo da una famiglia padovana, calciatore della polisportiva Sacra Famiglia, impegnato in una partita con la Virtus Agredo di Loreggia nel campionato regionale dei giovanissimi. Per giunta, quando il suo allenatore ha fatto presente agli avversari ciò che era successo, per tutta risposta si è visto ricordare in maniera poco gentile la sua origine partenopea, episodio che ha fatto guadagnare alla partita anche l'attenzione dei media campani. Ora alla polisportiva dilettantistica Sacra Famiglia scelgono la via del silenzio per abbassare i toni della vicenda, ci spiegano, ma i genitori dei ragazzi della squadra di Padova intendono chiedere un incontro alle altre società calcistiche per affrontare il problema del razzismo sui campi. E ora la gara più dolce che ci sia, il campionato del mondo del tiramisù. Vediamo com'è finita. Ricetta super tradizionale, soli 5 ingredienti, savoiardi, uova, mascarpone, caffè e cacao amaro mixati alla perfezione. La prima Coppa del Mondo di tiramisù è andata da Andrea Ciccolella, 28 anni, di Feltre, che ha sbaragliato gli altri 720 concorrenti, 48 quelli giunti in finale, proponendo la migliore versione del dolce più amato al mondo. Una finale tutta veneta, quella che si è disputata nel Salone della Camera di Commercio con la sfida tra 2 categorie, ricetta tradizionale e ricetta creativa. Hanno vinto i sapori della tradizione, appresi però dal giovane aspirante pasticcere, non dai consigli della nonna ma dal web, seguendo le lezioni di Roberto Linguanotto, padre della fortuna del tiramisù trevigiano. Con la sua benedizione Andrea è salito sul gradino più alto del podio. Con un dessert eccezionale, io l'ho assaggiata, la sua versione tradizionale è sicuramente di altissimo livello. Entusiasmo e soprattutto una grande passione per la pasticceria. È andata alla grande, non mai avrei immaginato, ci speravo tanto e è un sogno, davvero un sogno che si è realizzato, sono contentissimo. E così per il giovane bellunese operaio alla Luxottica, dopo la vittoria a Treviso, si avvicina il sogno della vita. Penso che da stasera inizierà a starmi un po' stretta la fabbrica
voglio provare a realizzare un mio sogno, che è quello magari di aprire un mio piccolo locale, chissà se ci si riuscirà. Ci rivediamo a 20:10 questa sera, c'è l'attualità come sempre, l'Italia e le alleanze dopo il voto in Sicilia. In studio ci saranno il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti e Lorena Andretta, che è segretario del Partito Democratico in provincia Treviso. È tutto, grazie per averci seguito, ora previsioni meteo, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bassa pressione sull'Italia e tempo dunque spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di maltempo anche nella giornata odierna, cielo grigio e precipitazioni diffuse con qualche schiarita possibile sul Veronese, neve sui rilievi ma a quote abbastanza elevate. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra gli 8 e i 12 gradi, minime oscillanti tra i 7 e i 10 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia, anche qui diffuso maltempo con piogge un po' su tutto il territorio, più schiarite e soleggiate sul Triestino. Le temperature massime saranno oggi comprese tra i 10 e i 13 gradi, minime oscillanti tra 8 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui diffuso maltempo con precipitazioni localmente abbondanti, locali schiarite solamente sui confini altoatesini. Le temperature massime saranno comprese tra i 9 e gli 11 gradi, minime tra 5 e 8 gradi circa. Il mare sarà molto mosso, localmente mosso nel Golfo di Trieste, i venti moderati orientali localmente forti sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.